Ne parlavamo proprio prima di iniziare questo nostro appuntamento, qualche istante prima della sigla, della giornata importante di oggi, ovvero il 23 maggio, la giornata della legalità in ricordo della strage di Capaci, dove è morto Falcone, sua moglie e gli uomini della scorta, ma che viene associato anche a quello che poi succederà qualche mese dopo, a luglio, in via D'Amelio, con la morte di Borsellino e i suoi agenti di scorta. Questo importante appuntamento con la legalità a Palermo, soprattutto con le scuole, le nuove generazioni arrivate con la nave della legalità per una serie di iniziative appunto che, oltre a ricordare il sacrificio delle persone morte per la giustizia, per la legalità, vogliono sempre tenere vivo in tutti noi questo spirito, insomma, lottare e andare avanti sempre con la legalità. È l'unica cosa che in realtà ci porta a degli obiettivi che devono essere comuni per tutti. Quindi anche noi vogliamo ricordare questa giornata e questo momento. Siete con Televideo Agrigento e Target in particolare, il vostro appuntamento settimanale del mercoledì sera, ma in realtà un appuntamento praticamente quotidiano, perché come ormai sapete poi la nostra trasmissione viene replicata anche nei giorni successivi in orari diversi, per consentire un po' a tutti di vederla secondo le proprie esigenze, non dimenticando che c'è un link dedicato sul nostro sito www.televideoagrigento.tv, proprio una finestra target dove potete rivedere quando meglio credete la nostra trasmissione, questa e anche le altre precedenti. Il tutto è sull'LCN 92 del digitale terrestre in tutta la Sicilia e parte della Calabria meridionale, e poi insomma dopo inseriamo anche la nostra trasmissione su YouTube per la fruizione di tutti. Insomma, non vogliamo lasciare nessuno scontento. Questa sera parleremo di alcuni argomenti interessanti sicuramente, che come al solito sono variegati. Parleremo di libri, parleremo di cultura, parleremo di sport, di musica, di iniziative, insomma tutto quello che rende bello anche il nostro contesto territoriale, piccole e grandi iniziative, piccole e grandi associazioni che naturalmente noi cerchiamo di amplificare dando il nostro piccolo contributo come televisione, e quindi facendo veicolare i loro messaggi in questa grandissima platea che è quella di Televideo Agrigento. Bene, dopo questa premessa ecco allora a presentarvi gli ospiti della puntata di questa sera. Iniziamo come al solito dalla mia sinistra, è l'indicazione che do a Gerlando, con Giuseppe Veneziano. Lui è un dottore commercialista, ma in questo caso anche uno scrittore, ed è per questo che lo abbiamo invitato. Continuiamo con Antonella Zambuto, è rappresentante del Parlamento internazionale della legalità. E poi c'è Francesco Novara, lui è un fotografo, è in corso una mostra, ne parleremo di quelle che sono appunto le foto in anima in scena. Proseguiamo, parlavamo di sport. Lei è Rossana Marino, è la direttrice della CSD Smile di Aragona, e con lei Gerlando Castelli. Dobbiamo stare attenti perché non so che cintura è, ma comunque è un master trainer di kickboxing e fitboxing, ci spiegherà anche questa disciplina. Gradito ritorno a Target con l'organizzatore di eventi, ma anche insomma promotore di tantissime cose belle ad Agrigento e non solo, Giovanni Parisi. E la nostra ospite musicale, lei si chiama Cleide Fabrizio, insomma, è proprio recente ospite al Teatro Pirandello di Agrigento per la manifestazione Mimosa d'Oro. Allora, dottoressa Zambuto, dicevamo la giornata particolare, quella di oggi, no? La giornata della legalità in ricordo dei martiri che hanno immolato la propria vita per questa nobile iniziativa, nobile scopo che è la legalità. Oggi ricordiamo la morte di Falcone, quindi la strage di Capaci, e molte scuole si sono organizzate a tal proposito per ricordare questo evento straordinario.
Io appartengo al Parlamento internazionale della legalità e il nostro movimento ha portato avanti una 3 giorni, ha coinvolto tutte le scuole d'Italia che sono venuti da tutte le parti delle regioni d'Italia proprio per dare voce alla legalità, ai valori della vita, ai valori che oggi i nostri giovani purtroppo tendono a perdersi. Ha un ricordo particolare di quel 23 maggio di 26-27 anni fa? Come ha sì, saputo io mi trovavo, mi trovavo fuori con mio marito e sono stata sconvolta da questo evento che mi ha turbata interiormente. Lo chiamavano l'attentatone. Anche perché in quel giorno sono morti anche alcuni uomini della scorta e la moglie Morbillo. Quindi sono stata sconvolta da questo forte evento che mi ha turbata, un po' tutti, certo, un po' tutti. Sì. Ma ritorniamo al Parlamento internazionale della legalità. Cos'è? Un'associazione, insomma, tra persone che naturalmente hanno come finalità la promozione? Il Parlamento della legalità nasce col pool antimafia di Palermo di Antonino Caponnetto. Si diffonde per primo ad Agrigento con il professore Mannino e con Antonella Zambuto, che sarei io, e con l'appoggio di Monsignor Ferraro, il vescovo emerito di Agrigento. Il Parlamento della legalità è la risposta dell'anatema del Papa. Lo ha detto Monsignor Ferraro agli studi di Rai 1. Ci proponiamo di diffondere i valori della vita, i valori della legalità, i valori del bene comune, dell'uguaglianza, dei diritti dell'uomo, contro una subcultura mafiosa che è quella dell'odio, dell'arroganza, della supremazia, che tendono a denigrare i valori della vita. Bene, poi continueremo anche con delle iniziative che avete fatto e quelle che magari avete in programma. Dicevo, Giuseppe Veneziano è un dottore commercialista, ma anche uno scrittore, insomma, proprio da questo vorrei partire. Professore Veneziano, perché sente l'esigenza di scrivere qualcosa? Ma io ritengo, l'hanno detto amici, lo penso pure io, quando uno scrive un libro ha qualcosa da dare. E da dare significa uno sfogo dell'anima, del proprio pensiero, dei segreti più intimi. Perché questo? È linea di massimo un autobiografico, ma non per inneggiare a Veneziano, chiariamo questo concetto fondamentale. È un autobiografico che io dedico ai miei nipoti, dedico dicendo a che ne possano trarre spunto per la vita. Il titolo Volare in alto, non so se Gerlando può riuscire ad inquadrarlo, è già insomma tutta una prospettiva, no? Sì, quindi volare un invito a dare sempre il massimo, no? Volare in alto è tutto sommato una rendicontazione effettiva. I ragazzi dal niente possono farsi strada e arrivare e superare gli ostacoli. Questo ragazzo era veneziano da piccolo, che appena diplomato, facendo lo studente universitario, se ne va al mercato e quindi molto particolare studia in questo contesto e racconta, ma non è per raccontare, racconta perché giustamente ci sono stati tanti di quei casi per cui ci sono state le occasioni di poter vendersi, di poter essere comprato, e chi crede in dei valori, in dei principi, si fa la strada. Bene, approfondiremo magari, se poi ci vorrai ricordare magari qualche episodio che secondo te insomma qualcosa che può essere di particolare riferimento. È imperniato in modo particolare sui principi della correttezza, della famiglia, dell'amicizia. Bene, avremo modo di parlarne e di approfondire. E a proposito di scritti, a Giovanni Parisi, mentre preparavamo la puntata, avevo scritto come sottopancia, il sottopancia insomma è l'indicazione ai telespettatori di chi sta parlando, Giovanni Parisi scrittore, poi ho detto no, è troppo restrittivo Giovanni Parisi scrittore, cioè nel senso che Giovanni Parisi per Agrigento ha fatto e sta facendo tanto, soprattutto con gli eventi che nel corso degli anni, lascialo stare il microfono Giovanni, è aperto, non c'è bisogno che nel corso degli anni ha
ha prodotto. Però in questo particolare istante abbiamo ritenuto anche opportuno inquadrare e farvi conoscere Giovanni Parisi come scrittore. Si chiama Il Colle di Girgenti e la Valle dei Templi. Giovanni, ma non è soltanto un libricino. Come nasce questo progetto? Allora, intanto, sicuramente tu stai scherzando, No. perché definendomi scrittore, non è che scrittore è restrittivo, scrittore... Magari ci credono poi. Appunto, scrittore è tutta un'altra roba, scrittore bisogna avere tanta di quella cultura da trasmettere o tanta di quell'esperienza di vita da trasmettere. Poi, Infatti abbiamo scritto organizzatore evento. e Visto? poi bisogna sapere anche scrivere. Io semmai mi limito, questo è il 7° volume che riesco a fare, mi limito a fare una sorta di compendio di testi e di immagini, fotografie o illustrazioni, e ho realizzato diversi almanacchi, Anzi, credo che Piero in regia abbia preparato proprio delle slide per darci un po', insomma, qualche piccola... Questo che ha fatto l'ultimo lavoro che abbiamo fatto insieme a mia figlia, che mia figlia ha curato tra l'altro i testi in inglese. Questo invece è un libro che attraverso le illustrazioni del maestro Gianni Provenzano, che ha fatto 25 tavole sui principali monumenti della Valle dei Templi e i principali monumenti del Colle dei Girgenti, abbiamo fatto questo primo progetto perché stiamo mettendo su di nuovo Viva Agrigento 2020. Però Viva Agrigento 2020 non è la classica fiera che abbiamo fatto per 16 anni, ma una serie di contenuti in un unico contenitore in occasione dell'anniversario della fondazione di Agragas, che nel 2020 sappiamo che fa 2600 anni, certo. Quindi la nostra città è abbastanza matura, no? Prima di parlare di questo contenitore Agrigento 2020, tu il Colle di Girgenti e la Valle dei Templi li metti in contrapposizione oppure in un rapporto sinergico? È sempre la stessa cosa, perché la Valle dei Templi è nel contesto della città di Agrigento. Il Colle di Girgenti è il colle, cioè l'antico centro storico di Agrigento, che risale... C'era Emanuele Farrugia che diceva che dal punto di vista turistico forse la valle fagocita un po' tutto e non cede niente al centro storico. Onestamente non ha scoperto l'America, Emanuele. E vorrebbe che magari i flussi turistici... Lo diciamo un po' tutti perché è la realtà. Certo, i flussi turistici Taormina potrebbero ha la fortuna andare... di avere il teatro proprio all'interno della città, la gente urbano, passeggia, certo. E poi si va al teatro o viceversa. Noi purtroppo c'è questa distanza che onestamente non facilita. Quest'anno abbiamo raggiunto quasi 900.000 visitatori, però ahimè la distanza, c'è una distanza che è di 4-5 km, poi in salita. E poi anche i servizi non ci aiutano. Poi quindi... i servizi sono quelle che sono, è inutile che pensiamo sempre, parliamo di cose invece più positive, no? E quindi questo libro vuole dare al turista, infatti è anche una guida, oltre ad essere un libro che illustra in maniera molto elegante i vari monumenti e dà qualche notizia, dà pure la possibilità, invita il turista che ha già visitato la valle ad andare a vedere qualche altro monumento. Certo. Vero che, ripeto, il centro di Agrigento oggi non è che sia granché, però ha quei punti di riferimento, anche grazie al Mudia. C'è il Mudia, che è il museo diocesano, ben diretto da una cooperativa di giovani, che ha messo in rete una serie di monumenti agrigentini e di chiese, specialmente chiese, tra cui anche la torre del Duomo, no? E il museo e qualche altra cosa. Ora hanno aperto pure la chiesa San Giorgio, poi ci sono certo, per offrire qualcosa in più, certo. Però ahimè, purtroppo la città ha una conformazione che non consente una visita facile a piedi, le strade sono strette, non ci sono quei servizi tali che poi il turista, ahimè, un'altra nota dolente, il turista sta solo una giornata, massimo 2, e se ne va. Ma 2 significa un giorno e mezzo.
cioè perché notte la mattina subito se ne vanno o arrivano la sera, e quindi non è che hanno tutto questo tempo per visitare quello che è un'opportunità che onestamente perdiamo. Però questo progetto che il comune, anche il comune sta mettendo su per le celebrazioni di 2020 e anche altre associazioni, spero che danno sicuramente il loro contributo. Una promozione tale che... Parleremo allora di questa tua iniziativa inserita nel contesto di 2020, so che ci sono insomma vari agganci. No, abbiamo molta carne sul fuoco questa 2020. Continueremo a parlarne. Questa è il primo evento. Continueremo a parlarne in seguito. La fotografia di Francesco Novara, dicevamo la mostra Anima in scena. Anima in scena. Che cos'è questa, Francesco? È un reportage di uno spettacolo che si chiama Una stanza viola. Come è noto, il viola è out per il teatro. Appunto, in contrapposizione, ecco. In realtà è il colore preferito... Per gli scaramantici, esatto, specialmente. In realtà è il colore preferito dell'autrice, che è Simona Azzori, una danzatrice milanese. E che ha, al contrario, ha portato tantissimo successo a questo spettacolo. È uno spettacolo che parla di amore, amori difficili più che altro. Sapete tutti, Simona Azzori non ha le braccia, è una danzatrice senza braccia. Conosciamo bene, abbiamo dato il premio Mimosa anche alla Simona Azzori. Sì. Ma io preferisco definirla più che altro una donna eccezionale, una danzatrice sublime. Tra gli altri danzatori ci sono comunque due danzatori siciliani, che sono Etoile della Scala di Milano e sono Salvatore Perdichizzi e Marco Messina. Credo che anche per quanto riguarda la tua Anima in scena abbiamo dei contributi, delle foto, se la regia li può mandare in onda, così magari li commentiamo direttamente con Francesco, che ci descrive appunto questo percorso. Sì, praticamente sono 5 storie d'amore difficili, tormentati, che vengono descritti da questi danzatori. Dicevo, danzatori sublimi che hanno alle loro spalle tutte storie difficili anche nella vita reale. I due danzatori, Marco Messina e Salvatore Perdichizzi, sono una delle prime coppie gay che ha celebrato il proprio matrimonio civile in Italia, quindi hanno anche delle storie private molto... In realtà questo spettacolo alla fine poi ci insegna, e la stessa Simona Azzori alla fine dello spettacolo poi si intrattiene con il pubblico, ci insegna quanto gli ostacoli sono negli occhi degli altri e non in chi vive queste situazioni. Ma Francesco, la foto rende bene quello che lo spettacolo vuole esprimere, perché magari lo spettacolo appunto è in movimento e invece la foto è quel frame, sì, che immortala soltanto un piccolissimo secondo, no? Sì, il compito comunque del fotografo è raccontare qualcosa con uno scatto, quindi figuriamoci in questo caso che sono 94. Quindi già è un film. Diventa un film, 94 scatti sono veramente tanti. Io devo dire che da quello che hanno detto i critici e il pubblico che ha assistito a queste mostre, devo dire che a quanto pare ci sono riuscito a trasferire queste emozioni che sono veramente forti. Io racconto sempre, quando presento la mostra, che io stesso ho subito l'emozione di questo spettacolo e mentre scattavo queste foto le lacrime agli occhi erano continue, ed è vero, cioè io realmente piangevo mentre facevo questi scatti. È stata un'emozione grandissima che rinasce ogni volta che vedo gli scatti, ogni volta che vedo che installo la mostra. È qualcosa di particolare. E forse per questo l'hai voluto chiamare Anima, allora, no? L'ho voluto chiamare Anima in scena perché io per lo più fotografo artisti, e gli artisti, quando danzatori, anche sportivi, scultori, pittori, quando esprimono la loro arte, la esprimono con tutta la loro anima. In questo caso eravamo su un palco, eravamo in scena, quindi Anima in scena è venuto fuori in maniera naturale. Bene, proseguiremo ancora a conoscere te e il tuo lavoro di fotografo, magari insomma potrai anche riuscire a fotografare Gerlando Castelli in un momento della sua esibizione. Ma subito, Gerlando, che differenza c'è tra kick e fit? Allora, sono due discipline diverse, due momenti diversi? No, oppure... sono due discipline completamente diverse, mentre la kickboxing è una disciplina vera e propria, ossia una disciplina di arti marziali,
quindi che trae origini dallo sport nobile del pugilato, quindi c'è un contatto, un confronto con un'altra persona, mentre la fitboxing è un pochettino più resa in chiave fitness, quindi aperta anche alle persone che magari non vogliono il confronto ma vogliono sfogarsi, lavorare al sacco e quindi divertirsi con calci e pugni e magari con l'ausilio della musica. Quindi diciamo che è una pratica sicuramente ottima per mantenersi in forma, insomma. Assolutamente sì, perché sia la kickboxing sia la fitboxing che propongo, che tra l'altro sono uno degli ideatori con 150 istruttori in tutta Italia, è quasi considerato uno sport estremo, perché comunque è uno sport dove bisogna, come diceva... Vabbè, se si picchiano fa male, no? Sì, vabbè, quello nella kickboxing sì, però voglio dire si fa male, ma devo dire che comunque ci sono delle regole, ci sono degli accorgimenti, ci sono delle cose da inserire prima di poter combattere, non è vero che lo fanno anche bambini alla tenera età di 5-6 anni. Questo è un po' che sfata quelle che possono essere, insomma, i pensieri di uno sport tra parentesi violento, quale può essere la box, quale può essere il karate, anzi in realtà queste sono quelle che ti formano a non essere violento, no? Assolutamente, anche perché in queste discipline sono caratterizzate dalle 3D, che sono la disciplina, la devozione e la determinazione. Non per questo quando vediamo un incontro di box anche di professionisti, vediamo che alla fine si abbracciano, mentre magari una partita si insultano, cioè come è successo. Certo. C'è più violenza in uno stadio che sul ring. È uno sport nobile, quindi fatto apposta per questo. E Rossana Marino nella sua ACSD Smile ospita anche, tra le altre cose, anche la kickboxing. Anche la kickboxing per i bambini, momentaneamente, facciamo la fitboxing, ci siamo conosciuti anni fa ad un evento che mi è piaciuto tantissimo questa disciplina, l'ho inserito lo voglio inserire all'interno nella propria associazione. Anche perché adesso devo dire, insomma, che tutte le varie discipline che fanno bene al corpo sono molto, molto praticate, no? Cioè dal ragazzino alla donna di casa, dallo studente al professionista. Non è assolutamente una disciplina praticata solo da uomini, anzi forse la maggior parte sono proprio donne nella mia associazione. Ma in palestra si viene più per dimagrire, per diventare campioni, oppure per stare bene con se stessi? Dai. No, si viene per stare bene. Fisicamente, mentalmente, comprende tutto, perché è un'ora di svago, di divertimento, quindi in primis è quello l'obiettivo, divertirsi. Anche dobbiamo dire che la palestra va un po' avanti anche con le mode, no? Sì, qual è per il momento diciamo così, la pratica più come una sala attrezzi? Sì, ma all'interno della palestra qual è la pratica più richiesta? C'è la zumba, c'è la fitboxing, c'è il funzionale. Ci sono varie discipline, il Pilates, che era molto sconosciuto. Io abito accanto proprio a una palestra e devo dire che ci sono in certe occasioni con la musica alta come se fosse una discoteca. Ma che cosa stanno facendo? Quella è la disciplina sia di Zumba sia di fitboxing. Tutte e due le cose, sì. Sì. La musica bella, devo dire, anche se le battute sono molto alte, no? Le battute vengono seguite, soprattutto nella lezione di fitboxing, sono le battute, sono le sequenze, eccetera. Invece della zumba è molto più dinamico, è un po' ballato, dove la ginnastica è un po' mascherata. Gerlando diceva all'inizio cintura, anche voi avete cintura come il karate o c'è un'altra classificazione? La kickboxing è proprio un pugilato, è nato proprio per mettere insieme il pugilato e la dinamicità dei calci del karate, quindi prende i pugni del pugilato ma anche le cinture delle arti marziali, quindi si parte dalla cintura bianca, che ovviamente quando si inizia, per poi arrivare anche alla cintura nera, che ovviamente è la più alta, e poi anche. Ma nella box c'è anche il peso, nella kick pure? Anche nella kickboxing, sì. Noi anche da Agrigento abbiamo tanti ragazzi campioni che hanno partecipato ultimamente a delle competizioni anche a livello europeo, e uno dei miei ragazzi ha vinto il campionato, quindi ovviamente si fa non soltanto con cintura ma anche col peso. Il peso è fondamentale perché io quando in televisione c'è un film di Steven Seagal lo vedo sempre, non so che cosa pratica lui, dico che cos'è la sua arte marziale, però lui fa l'aikido.
Bene, bene, poi parliamo anche di questa manifestazione che avete fatto, avete coinvolto diverse realtà. Conosciamo anche Cleide Fabrizio, la nostra ospite musicale, che insomma, vuoi parlarci un po' di te, Cleide? Dai, fatti conoscere. Sì, ho 13 anni e mezzo, frequento la terza media. Ma quando hai 13 anni e mezzo vai più per il 13, cioè ne togli metà o vai sul 14 e ne aggiungi metà? Vado sul 14 e vai sul aggiungo 14, metà. è meglio allora, sì. Sin da piccola comunque ho sempre amato stare sul palcoscenico, infatti anche all'asilo le maestre mi davano sempre delle parti, poi finché a 5 anni e mezzo ho deciso di iscrivermi ad una scuola di danza, praticavo danza classica, moderna e pop. E poi all'età di 11 anni ho deciso di frequentare l'Accademia di Canto che tuttora frequento. La Palladium? Sì, la Palladium. Certo, anche perché, lo diciamo sempre, una delle qualità canore che sono sue naturali, ma la scuola ci vuole, insomma. Certo, ovviamente, la scuola ti aiuta anche a formarsi, anche comunque a livello artistico. Certo, la presenza scenica sul palco. Certo. È stata ospite, come dicevo, domenica scorsa, la signora ricorderà perché era una delle premiate tra la manifestazione Mimose, insomma avete avuto un grande successo. Ma oltre al Teatro Pirandello di domenica scorsa hai avuto già altre esperienze di palco o comunque di pubblico? Mi esibisco comunque a volte in delle manifestazioni, in piazza, soprattutto il giorno, ricordo il concorso del Festival delle Solfare l'anno scorso, poi il 7 aprile ho partecipato ai casting di Italia's Got Talent. Insomma questi talent sono ormai la strada. Sì, la strada per arrivare, possiamo dire, al successo. Lo so, insomma, la strada forse un po' più facile, ma magari... Possiamo dire di sì. Però studiare quello è alla base principale. di tutto. Bene, sei qua come ospite musicale, quindi devi cantare, Cleide. Certo. Che cosa ci fai sentire? Allora, la prima canzone che canto è Can't Fight the Moonlight, che ho cantato anche al Teatro Pirandello, e poi Il mondo prima di te di Annalisa. Parliamo per la prima innanzitutto, allora. A voi, qui a Target, Cleide Fabrizio. Eccola. This sun just died.
brava Cleide, ritorna al tuo posto. Dorella Zambuto, dicevamo poco fa appunto il premio Mimosa d'Oro, il centro Guttuso ti ha inserito all'interno del contesto dei riconoscimenti speciali di questa manifestazione proprio per il lavoro, per l'impegno all'interno del Parlamento internazionale della legalità. Una bella soddisfazione. Sì, insomma, una bella soddisfazione che praticamente devo ringraziare la dottoressa Gucciardino per avermi scelta, perché ha visto il lavoro che io in questi anni in silenzio ho portato avanti in tutte le scuole, questi valori della vita. E siamo nati proprio nel territorio di Agrigento, il Parlamento della Legalità Internazionale, diciamo, è nato proprio nel territorio di Agrigento per promuovere proprio educare i giovani, diciamo, alla legalità. Un po' di emozione salendo sul palco del No, Pirandello, assolutamente no, ero soddisfatta, ecco. ero contenta perché ero felice che qualcuno aveva evidenziato le mie, diciamo, qualità, ma io ho fatto tutto per una missione, la mia, una missione per i giovani. Vabbè, però se ce n'è qualcuno che se ne accorge ancora meglio, no? Sì, Ecco, sì, sono stata contenta. I premi perché fanno sempre piacere. È stata una manifestazione meravigliosa che ha commosso tutti. Ho parlato soprattutto delle iniziative che noi facciamo all'interno di questo movimento che è apartitico, interculturale e interconfessionale. Il professore Mannino lo diffonde in tutta Italia tutti i giorni e ripeto che è nato con me e con lui ad Agrigento e poi si è diffuso in tutto il mondo, siamo arrivati a Dubai. Dicevamo di questo vostro grande impegno nel diffondere la legalità, ci sono delle iniziative che fate, sì, insomma, degli incontri, soprattutto dicevamo sì, con le scuole, con le nuove sì, generazioni. Io, essendo referente provinciale, propongo alle scuole della città di Agrigento e della provincia i progetti che ogni anno il professore Mannino propone. Sono diversi per ogni anno. Quest'anno noi abbiamo ricordato il 25esimo della morte di Padre Puglisi e il 25esimo della venuta del Papa ad Agrigento. Allora io mi propongo nelle scuole, organizzando diciamo, nei minimi particolari, gli incontri con il professore Mannino. Gli studenti recepiscono bene? Sì, molto bene, attraverso, diciamo, io nella mia scuola Istituto Re dei Levi Montalcini ho fatto vedere per esempio Alla luce del sole, che parla di questa figura straordinaria di Padre Puglisi. Si sono innamorati, i ragazzi mi hanno ringraziato per aver, diciamo, messo in evidenza quest'uomo, questo prete straordinario che ha lottato, ha dato la sua vita proprio per difendere questi bambini di Brancaccio, del quartiere di Brancaccio, e metterli dalla criminalità mafiosa, quindi li ha raggruppati nel suo oratorio e non ha perso il sorriso neanche quando è morto. E quindi è stato un uomo eccezionale. I ragazzi hanno realizzato diciamo, nelle scuole molti cartelloni, molti video. E questi cartelloni ritengo che rimarranno impressi nel loro cuore, perché hanno lavorato veramente con amore questi ragazzi. Bene, grande l'impegno allora del Parlamento internazionale. Volevo aggiungere che certo, abbiamo insediato all'interno delle scuole le ambasciate che rappresentano i valori della vita, quindi ogni ragazzo aveva scritto in questa fascia tricolore un'ambasciata, l'ambasciata dell'amore, della bellezza, della gioia, della inclusione, che oggi praticamente è diciamo, un valore che non viene valutato abbastanza, quindi l'inclusione anche dei diversi. Quindi quando il professore Mannino viene nelle scuole a portare avanti diciamo, questi convegni, e per ogni scuola viene insediato per esempio l'ambasciata dell'amore, certo, l'ambasciata della gioia, da seguire, ecco. L'ambasciata della gioia, e io coordino, diciamo, tutte queste scuole. Bene, bravi il Parlamento internazionale della legalità. Allora, chiedevo prima al professore Veneziano di magari se vuole non raccontarci tutto il libro, ci mancherebbe, però insomma dare un accenno di qualche episodio, di qualche pagina che secondo te insomma può essere... Io ritengo che il libro o si legge nella sua interezza o il fatterello non serve, non è un fatterello, io racconto e mi racconto.
racconto perché ci Sì, magari un episodio che potrebbe essere più... Ci sono dei principi basilari oggi in cui non c'è famiglia, non ci sono rapporti umani, non c'è morale, la mattina uno è rosso, la sera è nero, domani è bianco, che si vendono, purtroppo la realtà è questa. C'è poca coerenza, insomma. Beh, quel libro porta spaccati di realtà che fanno vedere i comportamenti, ma non per parlare, ripeto, perché sarebbe sbagliato, un inno personale, semplicemente perché il messaggio vuole essere dato ai giovani. Io dedico ai miei nipoti a che ne tirano spunto per la vita, cioè dire che possano domani, attraverso, lasciando quello che c'è di brutto, ognuno di noi abbiamo i nostri difetti, certo, i difetti lasciateli a me, ma se c'è qualcosa di buono, i fatti, io ho fatto politica, mi hanno offerto di avere il posto a condizione che passasse da un partito a un altro. Ritenevo e ritengo che era impossibile, assurdo pensarlo. Ci ho raccontato di sé per sé, può sembrare chissà che cosa, ma erano i principi basilari. Allora veniva letto, veniva portato avanti attraverso la spinta della gente e ognuno lì non si andava a vendere l'anima. Io sono stato proposto per quanto riguarda fare il deputato regionale, non l'ho fatto perché mi passava da socialista a democristiano, non era possibile. Ecco perché dico, i fatti in sé per sé bisogna leggere la sua interezza perché lì si parla di famiglia. Io non sono andato per esempio a Milano a lavorare perché mio padre aveva la sciatica, quindi era solo a casa e quindi ho dovuto mantenere in questo contesto. Qualche rinuncia allora? Rinuncia enorme, grandi sacrifici. Ma, ripeto, non è per raccontare, raccontiamo assieme la vita per dire queste sono difficoltà, se tu vuoi, con grandi sacrifici, dal niente puoi arrivare a chissà che cosa. Il Volare in Alto è fresco di stampa, lo presenterai ufficialmente quando? Lo presenterà l'associazione Unitare di Favara il 1° giugno, infatti c'è questo libro, io l'ho scritto, ma è stato stampato perché il professore Biagio Lentini l'ha letto e mi ha detto stampalo. Io non volevo stamparlo perché avevo la preoccupazione che la gente pensasse che chissà che cosa, E quindi l'ho stampato, il giorno 1 ci sarà questa presentazione, sarà presentato direttamente da Biagio Lentini, sarà anche il professore Patti, Enzo Patti, il presidente Caramazza, nel contesto di altri, diciamo, il profumo di primavera. Ogni anno si fa questa rappresentazione che è culturale, che è artistica, che è fotografie, che sono libri, che è poesia. Ebbene, in questo contesto io lì vado avrei l'onore di essere presentato. Francesco Novara sorride e annuisce. Perché, Francesco? Sarò presente come fotografo all'interno di questa manifestazione. È una bella manifestazione. Portando anche sempre anima... No, porterò altri scatti, in questo caso porterò degli scatti dove riprendevo dei pittori che dipingevano dei quadri, insomma sono degli scatti un po' particolari. E quindi il professore Patti ha pensato bene di inserirmi all'interno di questa manifestazione, anche se è il 2° anno che mi inserisce in realtà. Tu sicuramente scattavi le fotografie anche quando c'era il rullino, no? Quello bianco e nero, sì, e quello al colore, insomma. Abbiamo iniziato così. Era un'altra storia? Totalmente diverso. Io quando qualche amico vuole avvicinarsi alla fotografia dico, senti, sarebbe bellissimo per te passare un pochino attraverso la fotografia analogica. La fotografia analogica è più riflessiva. Ma ci sono ancora i rullini, no? Sì, ci sono ancora. Sì. Se non li trovi qua, li trovi su internet, ma li trovi. Certo, non puoi fare 1000 scatti e poi stamparne uno, perché altrimenti ti rovini, insomma, ti rovini. Nel 35 mm al massimo ne puoi fare 36. No, anche perché il rullino costa. Il rullino costa, lo sviluppo una memoria che metti lì e poi... Infatti, una memoria può contenere migliaia di scatti. No, è più riflessiva, è molto più riflessiva la fotografia analogica, per cui tutto quello che oggi, tutti i calcoli che oggi fa la macchina, tutti no, molti dei calcoli che oggi fa la macchina... essere un po' più bravo a cogliere l'attimo, però no. Certo, se tu, come dicevi poco fa, in quelle che erano le foto, diciamo, di scena, no? Tu e poi ne pigli uno. Invece con il rullino è proprio perché sono passato... l'occhio ti deve prima, o no? No, perché cioè io personalmente, proprio perché sono passato dalla pellicola, non faccio scatti casuali. Aspetto i momenti, ho imparato la tecnica anche degli stessi danzatori, perché sono... la mia compagna e sua sorella sono coreografe, quindi ho dei maestri per quanto riguarda la danza infallibili,
e quindi ho imparato con loro a contare, a sentire la musica, calcolando anche i tempi di apertura del diaframma. Insomma, diciamo che è più tecnica il mio scatto, magari non è casuale. Vedendo prima le prove così sai insomma la scena come si svolge. Non è detto, anime in scena le prove non le ho viste, quindi sono andato a intuito. Considerate che di questi 94 scatti in totale ne mancano 6-7, non di più, quindi non sono 2000 scatti, ne ho presi 94, sono un centinaio di scatti circa. E quindi non è, proprio perché sono passato dalla pellicola, la mania di fare 2 milioni di scatti per prendere la prima foto che va, questa proprio non ce l'ho, non l'ho mai avuto. C'è quello il fascino del bianco e nero? Sì, moltissimo. Tra l'altro il bianco e nero è una prova schiacciante per il fotografo, che non è di grande qualità, perché nella fotografia in bianco e nero si vedono tutti gli errori che nella fotografia a colori un po' sono mascherati dal colore stesso. Ma poi c'è Photoshop pure, che sai, ne vengono lì, di foto belle, anche lì ne vengono storia, di foto belle. Photoshop è un'altra storia. Sì, vabbè, Photoshop sicuramente aiuta, ma anche lì non sono un maniaco di Photoshop, perché lo uso solamente se quello scatto è essenziale, non ne posso fare a meno, allora sì, per quello che si può lo sistema. Un po' di correzione, ecco. Sì, ma se ci sono errori di inquadratura, errori importanti, c'è poco da andare a photoshoppare, ecco. Fare Photoshop nella fotografia è come usare il silicone nella donna, insomma, senza offesa. Meglio al naturale, che fa sicuramente bene. Ecco. Se vogliamo usare questa metafora, in un certo senso è così. Le immagini, le foto, insomma, tutte le cose visive che ci sono in questo lavoro di Giovanni Parisi invece sono tutte al naturale, Giovanni. Sì, perché non è che sono fotografie, sono illustrazioni realizzate da Provenzano in larga parte, poi c'è stato un contributo del maestro Andrea Carisi e poi ci sono delle illustrazioni fatte dai viaggiatori nel Settecento e nell'Ottocento ad Agrigento. Agrigento faceva parte del tour, no? Il famoso tour dove i grandi ricconi, grandi intellettuali dell'epoca. Gate su tutto, insomma. Sì, Goethe ha portato di dietro, si è portato allora non c'erano le foto, e si portavano gli illustratori, ma uno dei più bravi al sotto è stato Oel, che ha realizzato delle magnifiche opere sulla Valle dei Templi, e un altro è che gli agrigentini non conoscono neanche, ma che al Museo dei Filippini ci sono le opere di Francesco Lojaco, no? Della Galleria del Piccone, dove tutti i templi sono stati raffigurati in una maniera abbastanza splendida. Gianni Provenzano, su mia indicazione, ha fatto queste illustrazioni, abbiamo scelto i temi e le abbiamo fatto proprio poi per fare una successiva mostra sia con gli originali che con gli ingrandimenti. Queste opere verranno pure utilizzate sempre in questo progetto. Ecco, è proprio di questo che volevo dire. Progetto 2020, ne abbiamo sentito parlare, insomma, in diverse cose, ma qual è il tuo progetto? Allora, il progetto racchiude vari ambiti, ripeto, tra i quali ci sarà un'operazione di merchandising. Con questa illustrazione faremo diverse gadget per i turisti, cioè dalle tazze ai cuscini, alle coperte, ai quadri e roba del genere. Dopo questa anteprima con questo libro sto lavorando sempre insieme a Gianni Provenzano e ad altri illustratori alla storia illustrata di Agrigento. Tempo fa ho letto un libro che illustrava proprio la storia di quella città di Bologna. Ho preso questo libro così per caso, ero in un albergo e ho visto l'ho sfogliato e mi è venuta questa idea. Ho fatto delle ricerche, anche perché io ho un archivio pieno, avendo fatto già diversi almanacchi e diversi altri libri illustrati, grazie alla collaborazione di diversi scrittori o diversi studiosi. Io ho tantissime notizie su Agrigento. Oggi internet anche ti consente di fare anche altre ricerche. Ho letto il Piccone più di una volta. Per l'agrigentino è obbligatorio leggere il Piccone. Il compianto Franco La Rocca allora fece la copia, stampò la copia del Piccone e me ne regalò una. E io dopo tanti anni l'ho ripreso e l'ho letto già un paio di volte. È un po' palloso a leggere, però quel libro racchiude tutta la storia del Agrigento. Pensate che questo libro che faremo, oltre a questo che già abbiamo fatto, ma quello sarà più didattico, perché si parte dalla preistoria per passare poi ai fondatori di Agrigento, perché nessuno
conosce chi sono i fondatori di Agrigento, perché pochissimi, non dico nessuno, ma pochissimi. Anche noi abbiamo il nostro Romolo e Remo, cioè chi ha fondato Agrigento, si parla, la data che si è adottata è il 580 a.C., ma in realtà è tra il 580 e il 583, diversi libri, diversi testi delle enciclopedie portano diverse, però si è pensato di fare il 580 per festeggiare 2600 anni di storia nel 2020. Allora anche noi abbiamo i nostri Romolo e Remo, quindi attraverso dalla preistoria ai fondatori, al Medioevo, ai grandi personaggi che ha avuto Agrigento, si arriva in un percorso. Questo libro avrà più di 150 illustrazioni storiche, cioè ogni momento storico verrà riprodotto su una tavola illustrata, in modo tale che anche per i ragazzi, perché oggi ai ragazzi onestamente non è che c'è internet, c'è Google, ma non subito lì, ma non la carta non è che interessi molto. Cioè, gli viene difficile leggere, però il libro è illustrato e poi da questo libro faremo l'applicazione, quindi la porteremo in tutti i telefonini di tutti i ragazzi e di tutti i turisti che vorranno consultare. Di questo libro poi faremo una mostra multimediale utilizzando le tavole, li porteremo anche facendo dei mega schermi, delle proiezioni sull'esempio della mostra di Van Gogh che ho realizzato 2 anni fa. Sì, ricordo. E poi prossimamente, legando la storia greca a cui noi siamo legati, cioè noi siamo stati fondati da una colonia di greci provenienti da Gela, ma stavolta Siracusa già era una città fiorente. A Siracusa c'era il grande scienziato Archimede. Ad Archimede è stato molto studiato da Leonardo da Vinci. Allora, con questa unione, mi sembra un po' troppo, sto realizzando già da un anno una mostra su Leonardo da Vinci, cioè Leonardo da Vinci, quello che ha dipinto e le macchine che ha realizzato. Allora, sulla scorta delle precedenti esperienze sto realizzando, ma spero entro l'estate di portarla a Convento, e già sono in contatto con una prestigiosa location della provincia di Agrigento, molto vicina a te, tra l'altro, non dico dov'è perché ancora non abbiamo... Me ne farai partire. Non abbiamo concluso questa mostra su Leonardo, anche perché il prossimo anno si festeggerà... Stai mettendo troppa carne sul fuoco. No, guarda, è un lavoro che ho iniziato 2 anni fa, lo porterò a compimento nel 2020 e anche però dico, c'è tutta questa che è tutta legata tra di loro per festeggiare degnamente Agrigento, e allora per questo la storia 2600 anni. Ho tolto scrittore e ho messo organizzatore di eventi, perché ripeto, non sono uno scrittore, gli eventi tuoi, perché il professore dottore Veneziano ha detto che lo scrittore è ma gli eventi tuoi sono sicuramente di grande valore. Io sto mettendo, semmai stai assemblando, va bene? Sto mettendo dentro nei libri, nelle proiezioni multimediali o nelle mostre quello che hanno scritto gli altri. Va bene, tienici informato di questo lavoro. Dicevamo con il master trainer, cioè master è il maestro, no? Il trainer è quello che ti... Allora, diciamo che parlando ti indica il percorso, no? Parlando di kickboxing si parla di maestro, parlando invece di fitboxing si parla di master trainer, perché comunque è più in ambito fitness, non ci sono, diciamo, non c'è la disciplina che c'è nella kickboxing, quindi saluti. Però ci deve essere la guida. Però io master trainer sta perché comunque faccio lezioni anche a Rimini Wellness, faccio lezioni e formo altri istruttori, per questo master trainer. Dicevamo che avete organizzato, che cosa, un campionato, una gara, un incontro, un meeting, che cos'è? Esame di graduazione. Che cosa vuol dire? Esame di graduazione a periodi, spieghi tu? Sì, proprio come si parlava poco fa all'inizio, gli esami di graduazione sono proprio il passaggio di cintura che gli atleti, dopo aver fatto un percorso che dura mesi o anche anni di preparazione, in base, diciamo, al livello che si va ad affrontare, c'è questa cerimonia, dove c'è questo passaggio di cinture con tanti maestri che interrogano, con i bambini, con i ragazzi, con gli adulti che comunque devono dimostrare tutto quello che hanno fatto, sia dal punto di vista tecnico, tattico, ma anche dal punto di vista proprio
di sapere, devono anche sapere quello che fanno. Ci sono state anche delle esibizioni, degli incontri? Assolutamente sì, in questa occasione abbiamo avuto 2 ragazzi dell'Agrigentino che hanno vinto, come dicevo poco fa, un campionato, quindi abbiamo fatto fare una dimostrazione a loro 2, ovviamente senza farsi male perché non c'era il ring, che è quel quadrato famosissimo con le corde, mentre c'era soltanto il tatami, che è quel tappetino che viene messo a terra, e quindi ovviamente hanno fatto il cosiddetto light contact, quindi un contatto leggero, e ha deliziato sicuramente gli occhi del pubblico. Quindi si frenavano al momento di toccarsi, ecco. La capacità di un atleta bravo, di una cintura marrone, cintura nera, sta proprio lì, nell'essere bravo a poter vincere un incontro senza sfiorando l'avversario, comunque mantenendo i colpi. Proprio per questo ci sono diverse discipline, infatti i bambini fanno per esempio il semi-contact, nel senso che è un semicontatto, ad ogni colpo, ad ogni contatto l'arbitro blocca, quindi non si ha un combattimento continuato dove il bambino prende diversi colpi, per esempio, ma viene soltanto un punto. Quindi, mentre il light contact è un contatto leggero, come dicevo poco fa, quindi chi è bravo, chi ha capacità motori e comunque capacità anche nella kickboxing, nel pugilato eccetera, ha quella facoltà di poter combattere senza far male, dimostrando però agli arbitri o comunque alla giuria di avere aver vinto, la capacità e di avere, che se avesse voluto avrebbe sì, potuto comunque affondare il colpo. Rossana Marino, quando qualcuno viene da te in palestra, viene e sa già che cosa vuole fare, o ti chiede consigli di quale potrebbe essere il percorso, diciamo, no, più... alcune volte vengono e sanno già quello che vogliono fare, perché magari ci seguono in vari eventi e quindi vedono quello che facciamo. Alcune volte invece vogliono essere consigliate, quindi dipende se è solo per divertimento, dipende se vogliono dimagrire, dipende sempre qual è il motivo. C'è una differenza tra maschiette e femminucce? Una diversificazione anche del tipo di sport, oppure no? No, nelle attività di fitness musicale no, è accessibile a tutti, sia per i maschietti che per le femminucce, poi dipende sempre quello che si preferisce fare. Naturalmente è più difficile trovare un uomo che fa la zumba, ma è più facile trovare una donna che fa la fitboxing. Sì? 3 volte alla settimana va bene? Sì. Ci sono, diciamo, sì. dei percorsi che voi fate in relazione, che cosa? All'età, al corpo, insomma, alla fisicità? Alla persona. Alla persona. Cioè, ci sono persone che hanno voglia di allenarsi 3 volte alla settimana, c'è che magari qualcuno per anche impegni lavorativi fa 2 volte alla settimana, e quindi, ma almeno 2 volte. Sicuramente volersi bene anche con il proprio corpo è una cosa importante, Gerlando. Assolutamente sì, infatti io, oltre ad essere un laureato in scienze motorie, che essendo anche un personal trainer, dico sempre che comunque gli allenamenti degli ultimi mesi pre-mare non sono ottimali, bisognerebbe comunque stare in forma sempre e fare uno stile di vita. Un mese assolutamente no, con la coscienza. Assolutamente no, bisognerebbe andare con calma, essere costanti e farlo sempre. Anche perché, insomma, oltre per la fisicità, il fatto di per il benessere fisico, psicofisico, assolutamente sì. Che sia più importante. L'altro giorno in una trasmissione scientifica medica in televisione dicevano, insomma, invece di prendere una pillola per il colesterolo ti fai 10.000 passi 3 volte alla settimana, e già è come se... Anche se devo dire che ormai la gente sta iniziando comunque a capire che va fatto così, sta diventando quasi uno stile di vita, infatti non si vedono soltanto giovanissimi, ma ormai basta farsi un giro anche nel nostro Agrigentino, abbiamo dei litorali meravigliosi, vediamo gente che passeggia o che comunque prova a fare attività fisica. Bene, il tempo scorre, professore Veneziano, cosa? Vuoi fare l'attività fisica col kickboxing? No? Ah, no, credevo che magari ti volevi proporre col nostro trainer. Dimmi. Io volevo, quando parlavamo di volare in alto, volevo significare una cosa molto importante. È pur vero che è una spinta per i ragazzi a crescere, ma tutto sommato è la fine di una considerazione. Io ho avuto molte difficoltà, bene, io ringrazio e devo ringraziare coloro i quali mi hanno bloccato per farmi arrivare dove sono arrivato. Poi tutto sommato anche questo ha significato, perché io lì parlo di lavoro, parlo di università, parlo di collegio, parlo di massoneria, parlo di Lions, cioè parlo di tutte le esperienze che si sono verificate e dei comportamenti relativi, i comportamenti, ecco dove
almeno per quanto mi compete, il messaggio che voglio lanciare. Ma se ti sei un po' confessato, qualcuno ti potrebbe anche giudicare? Sicuramente, e mi pare corretto, mi pare giusto. Io quando scrivo documentato, tant'è che se guardi questo libro, bene, in quel libro c'è un sacco di foto per quanto riguarda le esperienze, le cose vissute, quindi sono documentate, sono storia, tant'è che la scelta di Gino Dentina ha un significato. Io eravamo in politica, lui era in una posizione diversa dalla mia, io li racconto, lui fa la prefazione, bene, significa che è certificato. E conoscendoti anch'io un po', insomma, avrò sicuramente piacere il messaggio, e stimolo a leggere. Deve leggere, anche perché lì si parla anche dei miei amori, cioè da ragazzi molto spesso si capita che il ragazzo lo sta accalappiato, beh, la moglie l'ho scelto io. Diciamo, ecco, per dire, è un libro spontaneo, storico, che vuole dare un messaggio, dare il messaggio ai ragazzi che si può crescere, si può diventare qualcuno, con la grande volontà, con la grande, e ognuno percorrendo la propria strada, con grandi principi di correttezza. Bene, dicevo che l'orologio purtroppo cammina cioè, dico sempre che il tempo è una convenzione, no? Però certe volte va lento e certe volte va fuori. Comunque avrete anche modo di fare l'ultimo saluto, insomma, qualche secondo ancora ve lo dedicherò, però il saluto che gli ospiti di Target ti fanno non è quello tradizionale, grazie, arrivederci e buonasera, insomma, sarebbe troppo semplice. Voglio che lo facciate il saluto con una riflessione, con una frase, insomma, con una indicazione, con un buon proposito, e che sia sempre ed esclusivamente positivo, perché noi il bicchiere lo vediamo sempre mezzo pieno, quindi. E a proposito di cose belle, ritorniamo a Cleide. Voi mentre pensate al saluto, Cleide, quali sono i tuoi prossimi impegni, i prossimi appuntamenti, oltre che la scuola naturalmente, anche se sta finendo, no? Sì, di solito comunque i miei prossimi appuntamenti, i miei prossimi impegni sono partecipare ad altri concorsi, eventualmente ad altri casting, e poi chi lo sa, staremo a vedere. La fortuna la schedina si deve giocare, no? Se non giochi la schedina mica puoi sperare di vincere. Infatti. Qual è la seconda canzone che ci proponi? Il mondo prima di te. Ecco, allora al centro, qui al centro proprio del nostro studio, a Target, Cleide Fabrizio. Qui qua, Cleide. Capiremo chi siamo senza dire niente, sembrerà normale immaginare che il mondo scelga di girare attorno a un altro sole e una casa senza le pareti da costruire nel tempo, costruire da niente come un fiore fino alle radici. È il mio regalo per te da dissetare e crescere. E siamo montagne a picco sul mare, dal punto più alto impariamo a volare, poi ritorniamo giù lungo discese pericolose, senza difese, ritorniamo giù a illuminarci come l'estate che adesso brilla, come il mondo prima di te. Un giorno capiremo
per sempre ti chiedo di entrare all'ultima festa, il mio primo amore. Poi ritorniamo giù lungo discese pericolose, senza difese. Ritorniamo giù a illuminarci come l'estate che adesso brilla. Com'era il mondo prima di te? Com'era il mondo prima di te? Brava, grazie a Cleide. E proprio iniziamo con Cleide allora per i saluti finali, il tuo pensiero, il tuo sogno, cosa vuoi dire insomma agli altri ragazzi che magari con la tua stessa età hanno questo grande e importante sogno nel cassetto? Sì, Cleide. di credere sempre in se stessi, di rincorrere sempre i propri sogni, perché è la cosa fondamentale. Bene, grazie Cleide Fabrizio, grazie anche a Giovanni Parisi e il suo progetto Agrigento 2020. Ma mi ha colpito molto il titolo del libro del dottore Veneziano, Volare alto. Volare alto deve essere anche un invito ai ragazzi di oggi, non solo ai ragazzi, ma anche ai miei concittadini a pensare di volare alto. C'è una volta tanto di staccarsi da una realtà oggi abbastanza mediocre, no? E quindi, non lo so, il libro non l'ho letto, spero di leggerlo, però già il titolo basta a per essere un progetto. Che cosa vuole il dottore Veneziano ha voluto trasmettere sia oggi in questa trasmissione che nel libro stesso, quindi ha dato un contributo veramente alto. Bene, grazie. Il saluto anche di Gerlando Castelli, Master Trainer Kickboxing. Niente, il mio auspicio è che comunque qui ad Agrigento si continui sempre per lo sport, perché veramente abbiamo tantissimi giovani che hanno un grandissimo potenziale. Questo lo vivo ogni giorno e sono fiero di essere agrigentino a volte. Grazie a Rossana Marino e la sua ACSD Smile. Appunto, appoggiandomi anche al libro del dottore, dico, per volare in alto per volare in alto bisogna mantenersi in forma, appunto, quindi fisicamente e mentalmente. Frequentiamo le palestre allora. Sono contento. Grazie della presenza e partecipazione e tanti auguri al fotografo Francesco Novara. Io invece, visto che mi occupo di fissare la bellezza con i miei scatti, userò una frase di Dostoevskij: la bellezza ci salverà. Grazie a Antonella Zambuto e al Parlamento Internazionale della Legalità. I miei progetti per il futuro sono proprio quelli di proiettare questo movimento nelle scuole, diciamo a livello nazionale. Già sono a Benevento, a settembre sarò a Formia per dare la possibilità ai nostri giovani di vivere un mondo a colori e con un fresco profumo di primavera. Grazie a Giuseppe Veneziano e al suo libro Volare in alto. Io devo intanto complimentarmi. Stato e sono presso altre televisioni dove parliamo di lavoro, non ci vado per fare diciamo grazie dei complimenti, mandiamo i saluti. Però devo dire onestamente che sto chiudendo, devo dire onestamente che è all'altezza e non solo, e dà la possibilità di partecipare, di confronto, che è molto importante, bellissimo in questo contesto. L'altro, sono contento se questo libro Volare in alto può arrivare ai giovani in modo particolare, ma anche grandi, diceva l'amico nostro. I giovani perché si può andare avanti, questa di volontà, di credere nei valori di grande correttezza, di stile, di familiarità e di cambiamento, perché se non c'è questo non ce n'è da fare. E di ambizione. Anche ambizione, mi pare ovvio, volare alto questo significa andare il più alto possibile. Il dibattito è terminato, grazie delle belle parole, grazie a voi della presenza e della partecipazione, soprattutto grazie al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.